Continua il presidio dei lavoratori davanti alla ditta di serramenti Panto di San Biagio di Callalta a incrociare le braccia 120 addetti che da 3 mesi non percepiscono lo stipendio. Già nella giornata di lunedì il sindaco di San Biagio, Francesca Pinese, incontrerà i delegati sindacali per capire quale sia la posizione dell'azienda e quali risposte i lavoratori abbiano ricevuto fino ad oggi. Lunedì mattina, metà mattina appunto vedo i rappresentanti sindacali che mi illustreranno la situazione dei lavoratori e soprattutto cercherò appunto di capire in che situazione versa l'azienda, cercando un incontro con la proprietà sicuramente nei prossimi giorni. Le voci in merito alla crisi dell'azienda, come conferma Pinese, circolavano già da tempo, ma solo oggi che gli stipendi non arrivano si comincia a temere davvero per le ripercussioni economiche e sociali che la chiusura dell'azienda potrebbe generare. L'azienda Panto occupa tanti lavoratori e molti sono residenti nel territorio o comunque nei comuni limitrofi, quindi avrà sicuramente un impatto sociale altissimo l'eventuale crisi di questa azienda e non possiamo fare a meno di cercare appunto di collaborare per vedere se c'è uno spiraglio, una via d'uscita.